Buonasera a tutte e a tutti, sono Riccardo Costantini e a nome di tutto il festival vi do un caloroso benvenute e benvenuti. Crediamo in un festival inclusivo, socialmente utile e quindi siamo contenti anche quest'anno per la serata inaugurale e anche per quella conclusiva, un cineconcerto, di avere l'interpretariato in lingua italiana dei segni LIS. Per cui grazie a Chiara Scipione che è qui con noi. Fra le molte cose su cui cerchiamo di aggiornare il nostro dispositivo culturale c'è sicuramente, in qualche modo, migliorare gli strumenti di comunicazione. Come Cinema Zero abbiamo lavorato molto sul linguaggio inclusivo. Ci proviamo perché tutti noi e tutte noi sbagliamo costantemente. Abbiamo un obbligo come ente che si occupa di cultura di aggiornare i nostri dispositivi. La cosa da giusta da dire, mi hanno detto che era caro pubblico, perché già benvenute e benvenuti, però insomma ho detto tutte e tre a questo punto. Ci proviamo perché è un dovere, quello di rendere la nostra sala sempre più inclusiva e di fare il nostro ruolo nella società in cui viviamo. A parte le battute di qui sopra, per noi è fondamentale che chiunque si possa sentire qui a Cinema Zero a casa, la casa del cinema di Pordenone. Quest'anno ci sono 300 ospiti che sono e saranno qua da tutta Italia e c'è una nutrita rappresentanza davvero da ogni continente. Di anno in anno facciamo sì che questa sia sempre di più davvero la casa del documentario italiano per tutte e per tutti. Questa sera in sala abbiamo già degli ospiti che arrivano dall'Iran, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America, dalla Svezia, dall'Islanda e perfino dall'Australia. So, as far as this evening we already have guests from Iran, France, USA, Sweden, Iceland, Australia. Care e cari ospiti, questa è la vostra casa. Una casa per il documentario, una casa per i film che speriamo possano cambiare il mondo. So, dear beloved guests, this is your home. A home for documentary, a home for film that we hope can change the world. Il primo grande applauso, the first great applause of this year, di quest'anno, is for you e per voi. Welcome in Pordenone. Buonasera, io sono Silvia Carobbio e diamo ora uno speciale benvenuto alla nostra giurata che assegnerà l'ambito Grand Jury Award insieme a Marco Bellocchio, vincitore della Palma d'Oro alla carriera a Cannes, a Dario Zonta, il produttore creativo di film di Gianfranco Rosi come Fuoco a Mare e Sacro Gra, che sono i vincitori della Berlinale, l'Orso d'Oro alla Berlinale e il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia. Lei, che è già insignita del premio per il miglior documentario a IDFA, il Festival del Documentario di Amsterdam, il più grande festival di documentario d'Europa, è Firuza Khosrovani. Firuza. È un piacere riabbracciarti, ricordando anche che qualche anno fa sei stata detenuta nel tuo paese d'origine per il tuo cinema, anche per il tuo cinema. È un cinema che amiamo e ti auguriamo di fare sempre un cinema con la massima libertà possibile. Vogliamo che questa sia una festa pensata per voi che celebriamo insieme, una festa anche di pensiero con delle ricadute ampie, con dei film che muovono dubbi, creano azioni e modificano anche se magari di poco le nostre abitudini. Vogliamo che appunto questi film vi muovano, sono film che abbiamo selezionato tra quelli che pensiamo siano i documentari più belli, più attuali, più importanti. Abbiamo delle anteprime nazionali, abbiamo 24 documentari e altri 65 titoli in tutto in programma, davvero da tutto il mondo. Le iniziative industry poi sono sempre più numerose, decine e decine di professionisti dell'audiovisivo che si incontreranno qui a Pordenone per far sì che i loro film possano nascere, possano svilupparsi, oppure possono anche essere distribuiti. È un festival che parla a un pubblico ampio, ma che ha un ruolo fondamentale anche nel panorama nazionale dell'industria. Silvia Carobbio. Coraggiosa, è il primo anno che lavora con noi. Silvia Carobbio fa parte del team di selezione. È timida pure. Ma sei stata molto brava. Ok. Hai accettato questa scommessa.
Fa parte del team di selezione, insieme a me, a Irene Tommasi e a Federico Rossin. Loro e io anche viaggiamo molto durante l'anno e cerchiamo di conquistare, proprio il caso di dirlo, i migliori documentari per voi. Non è un lavoro facile, dietro c'è molta professionalità, c'è molta competizione e credetemi, quest'anno abbiamo fatto uno sforzo aggiuntivo, scegliendo, negoziando, vogliamo semplicemente darvi il meglio. Ovviamente l'ultima parola è la vostra, che per noi siete la parte più importante. Ogni sera cercheremo di presentarvi, io, i colleghi, lo staff, proprio per raccontarvi quanto lavoro c'è dietro un festival come questo, e quindi secondo me è dovuto, anche che così rompiamo il ghiaccio per tutti i 5 giorni, ma è dovuto perché hanno fatto un lavoro eccezionale. C'è un team giovane, preparato, e un grande applauso al team del festival. Si fa fatica, sapete, il mestiere della cultura è un mestiere spesso bistrattato, no? Si pensa sempre, vabbè, che bel mestiere fate voi, quello tipo che ho raccontato adesso, girate il mondo, vedete i film. Si fa fatica e si cerca ovviamente di offrire il meglio e, come vi ho detto, anche di tradurre queste azioni con i nostri film nella nostra società. Sentiamo molto una responsabilità anche nei confronti dei fondi che intercettiamo pubblici. Crediamo che sia importante che non un euro di quello che facciamo vada sprecato. Per questo sono... Scusate. Ogni anno è il momento in cui... È il pensiero verso i colleghi, che se io sto qua, dico le battute, dico, ogni tanto sputo il fuoco, faccio le capriole se qualcosa non va, però sempre mi si strozza la voce quando devo parlare di loro. Sono molto bravi. E Cinema Zero è davvero una casa di professionalità, io la rappresento, come vedete, indegnamente, anche emozionandomi. Bene, è più facile adesso. Si ringraziano le molte istituzioni, è più facile perché è scritto, questo è tutto, che consentono di realizzare questo festival. Da quest'anno è sotto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, è un riconoscimento importante. Significa che siamo stati chiamati a Bruxelles con i nostri film a raccontare molte delle cose che in qualche modo vi abbiamo anche anticipato, che conoscete nel nostro festival, e proprio perché viene riconosciuto su scala europea il lavoro che parte qua da Pordenone. Il festival si svolge grazie al sostegno di Europa Cinema, del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Pordenone. Come sapete, da molto tempo le azioni che mettiamo in campo sono anche rivolte al contrasto della violenza di genere, per testimoniare la parità dei diritti e, come vedete anche questa sera, per tutelare i più deboli. Fra le varie iniziative di quest'anno abbiamo intrapreso una campagna di affissioni in contrasto alla violenza di genere. Davide Tofolo, Sara Colaone, Upata, in nome d'arte in realtà Elisa Turin, tutti di questo territorio, affermati anche nazionalmente, hanno prestato la loro creatività e tutta la regione è stata popolata da dei manifesti che testimoniano la necessità di riflettere e cambiare il corso delle cose. In questo percorso specifico, ma anche in tutte le iniziative del Festival di Cinema Zero, un esempio, il padiglione che è in costruzione qua fuori, che ci auguriamo che sia una casa ancora più ampia per i molti che sono con noi questa sera durante il festival, è ovviamente realizzato con il sostegno diretto e la partecipazione del Comune di Pordenone. Questa è una delle case della città di Pordenone. Chiamiamo dunque accanto a noi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, l'assessore alle pari opportunità e politiche sociali del Comune di Pordenone, Guglielmina Cucci. Grazie, buonasera a tutti e a tutte, forse ho spostato, buonasera a tutti e a tutte, mi fa piacere essere qui stasera, portare il saluto dell'amministrazione e partecipare anche a questa premiazione anche a nome di Carta di Pordenone. Questa sera infatti raccontiamo la forza, il coraggio, la resilienza delle donne. Donne che, nonostante le atroci sofferenze patite nell'anima e nel corpo, sono comunque riuscite a rialzarsi, a camminare a testa alta, a raccontare l'indicibile.
donne che per questo noi dobbiamo aiutare, dobbiamo sostenere, dobbiamo accompagnare nel loro percorso di rinascita e anche di speranza. E io credo che questo sia anche il messaggio che ci lascia, che ci dà questa sera Medea. E d'altra parte voglio anche ricordare che come ben sa Cinema Zero e come sa anche Carta di Pordenone, l'informazione, la comunicazione, la cultura sono armi potentissime contro la violenza. E io credo che questo vada sottolineato anche dopo quanto detto anche da lei e anche in relazione a quel percorso che assieme al Comune di Pordenone da anni in maniera molto un percorso importante, un percorso costante che ormai si è rafforzato ed è solido, insomma, no? Tra il Comune di Pordenone e Cinema Zero stiamo appunto assieme portando avanti e ovviamente con progettualità sempre di elevato spessore, di maggior spessore qualitativo. Quindi io insomma ringrazio, non posso che ringraziarvi per questo, vi ringrazio per l'importante lavoro e vi ringrazio anche per la storia che ci raccontate stasera, che ci rimane nel cuore e soprattutto ci induce appunto a un'attenzione e a una sensibilità appunto non solo nei confronti delle donne ma anche nei confronti delle persone più fragili e indifese. Grazie e buona serata a tutti e a tutte. Grazie all'assessore Acucci, ringraziamo i molti importanti partner privati che da tempo ci sono vicini, che condividono con noi valori e visioni, la Fondazione Friuli, Servizi CGN, Cooperativa Itaca. Il loro sostegno è davvero fondamentale per questo festival e per molte delle iniziative che mettiamo in campo. Con loro c'è anche l'Ordine dei giornalisti, il Consiglio nazionale e l'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Insomma, la lista delle collaborazioni e dei sostegni è lunga e articolata. Ringraziamo tutti coloro che a vario titolo hanno potuto rendere possibile la realizzazione di questo festival. Grazie anche a loro il festival è sempre più produttore di cultura. Il grande cineconcerto finale di Teo Teardo Acqua Porta Via Tutto è prodotto con Luce Cinecittà. Abbiamo 2 pubblicazioni legate alle retrospettive Bellocchio documentarista e il cinema basagliano, un podcast dedicato alla vicenda di un film invisibile, di un caso di cronaca autentico, Spartiacque sociale, processo per stupro. E poi film che vengono distribuiti col festival, come un film russo. Sì, non abbiamo embarghi qua, ci sono anche i film russi, How to Save a Dead Friend, o una produzione di uno spettacolo teatrale multimediale di Gabriele Del Grande e Andrea Segre, Il secolo è mobile. Un festival che insomma vive tutto l'anno, lungo tutto il paese, per un pubblico il più largo possibile. E quest'anno abbiamo deciso di mettere in campo un'altra azione sociale, che speriamo che sia imitata da altri festival, cioè rinunciare agli sponsor squisitamente commerciali per offrire noi invece spazio e visibilità a partner sociali, cioè istituzioni anche importanti e note, che ogni sera in questa settimana saranno chiamate a intervenire per testimoniare la bontà dei loro progetti. Questa serata si svolge in collaborazione con Unicef Italia ed è per questo che chiamiamo a intervenire Patrizia Paternò, che è responsabile comunicazione di Unicef Italia. Grazie di essere con noi. Buonasera a tutte e tutti e grazie moltissimo di questo invito a nome dell'Unicef Italia naturalmente, ma anche a nome personale, perché come dicevo prima a Riccardo, queste tematiche e questo tipo di rappresentazione cinematografica è molto nelle mie corde. Voglio dire delle cose semplicissime e cercherò di essere il più breve possibile. La forza e la potenza di questo film, in generale di tutti questi lavori che danno voce ai più fragili, è proprio nella capacità di utilizzare linguaggi diversi da quelli che sono come il lavoro che faccio io quotidianamente, che è comunicazione istituzionale, ma dare la parola a chi è protagonista, in questo caso una bambina che ha vissuto una delle tragedie più grandi degli ultimi anni, che è appunto il massacro del popolo yazida, ma raccontato dalla sua voce, quindi non raccontato dagli adulti ma raccontato da sé. E questa è una cosa che noi cerchiamo di fare sempre,
perché il messaggio che arriva e la comprensione anche dei fatti, non solo perché tocca il cuore, ma anche perché le persone riescono a comprendere di più quando il protagonista, soprattutto se è una bambina o un bambino o una donna o comunque una persona che sta vivendo una tragedia, riesce a raccontare. C'è anche dentro di loro spesso come avviene anche in media, sono loro che ti danno il seme della speranza, che forse un adulto non riesce neanche a trasmetterti. Noi anche come Unicef abbiamo raccontato la tragedia degli yazidi molti anni fa, abbiamo fatto una mostra a Roma un po' sullo stile di narrazione di questo film. Il governo italiano, il Ministero degli Esteri, aveva finanziato un progetto appunto per le bambine yazide di fotogiornalismo, e quindi poi avevamo fatto una mostra, erano venute in Italia, alcune di loro abbiamo fatto una mostra a Roma al Maxi in cui si sono raccontate. Quindi ben vengano questi progetti, ben venga in generale il linguaggio cinematografico che permette di raccontare le cose, di non farle dimenticare. Il grande problema che abbiamo, ogni emergenza, noi ci occupiamo, l'Unicef è nato nel 1946 per aiutare i bambini europei che uscivano dalla guerra, emergenza, guerra. E poi è diventato un organismo permanente per aiutare tutti i fragili, tutti i poveri, per fare programmi a lungo termine, ma le emergenze ci schiacciano ogni giorno, continuano a esserci. Gli ultimi dati, 400 milioni di bambini nel mondo vivono in zone di guerra, che non sono solo quelle che noi vediamo, perché adesso si parla di Gaza, Ucraina, Afghanistan, ce ne sono tantissime altre che sono nascoste, quindi tutti questi lavori possono aiutarci a comprendere meglio e dare la voce e l'ascolto ai più deboli. Ricordo solo una cosa, perché mi sta a cuore ricordarlo: quest'anno è anche il 50° anniversario dell'Unicef Italia. Da 50 anni lavoriamo in difesa dei bambini. Da paese beneficiario siamo diventati paese donatore, e questa è la grande forza che abbiamo, e quindi invito tutti a sostenerci attraverso le proprie possibilità, il proprio linguaggio, la propria cultura, i propri prodotti culturali. Per chi vuole saperne di più, unicef.it. Grazie ancora, grazie. Grazie a Patrizia Paternò. Ovviamente ci uniamo all'invito a sostenere l'attività di Unicef, però è il momento di introdurre il film che state tutti aspettando, Medea. E quindi per un saluto iniziale è il momento di accogliere con un grande applauso, ci è raggiunto direttamente dagli Stati Uniti, il regista Hassan Oswald. Eccolo qui. Hello everyone, greetings. Yes, I am the director Hassan Oswald. I will make this short and brief because I know you guys came here to watch the film, not listen to me talk. First, I want to thank Ricardo and the rest of the team for believing in this film and bringing us here. It's, of course, important for us to open a film, but I have Italian citizenship, so it's a bit of a homecoming for me as well. Next, I just want to thank all of you guys. We're a small, independent documentary team, and I can't tell you what it means to have a packed house here on the opening night, so thank you. The rest of the filmmakers in the program, I'm very excited to watch your films and meet you over these next 4 days. And then finally, I want to thank Mediha, who obviously can't be here tonight. She'll be watching from where she is in New York, and then she'll join us later for a Q&A over Zoom. So I encourage everyone to stick around, and yes, enjoy the film. Thank you. Se vi serve la traduzione in italiano, io sono Hassan Oswald e sono onorato di essere qui con voi stasera. Volevo ringraziare tutto il team, Riccardo, tutti quanti. È un onore far parte di questo piccolo cinema indipendente. Sono veramente onorato per questo. Per me tornare in Italia è come tornare a casa. Sono sempre molto contento di essere qui. Sono anche a nome in rappresentanza di Mediha, naturalmente non può viaggiare all'estero al momento, ma ci segue da New York e sarà con noi alla fine della proiezione, quindi vi invito a rimanere con noi. Grazie davvero. Grazie, buona visione e buon festival.